3 volumi per valutare i livelli progressivi di competenza nell'apprendimento della lingua friulana, secondo quanto previsto dal quadro comune europeo sulle lingue. Sono le novità presentate oggi a Udine da Arlef e Università. Giovanni Taormina. Nuovi strumenti didattici per l'avvio della certificazione della lingua friulana sono stati presentati ufficialmente nel corso di un incontro. È uno dei primi passi previsti dall'accordo stipulato tra Arlef e Università di Udine per collaborare nell'organizzazione di corsi di formazione e nella realizzazione e pubblicazione di testi e strumenti didattici per l'apprendimento della lingua friulana. I 3 volumi, illustrati nel corso di un incontro con la stampa, sono stati curati dalla professoressa Fabiana Fusco e sono frutto del lavoro pluriennale svolto dall'Ateneo Friulano con il sostegno dell'assessorato regionale all'istruzione e consentiranno di valutare i livelli progressivi di competenza. Sono un passo fondamentale per la lingua friulana proprio perché portano la lingua friulana a un livello identico ad altre lingue appunto più blasonate, quindi altre lingue hanno questa certificazione, era importante che noi raggiungessimo lo stesso livello. L'assessore regionale alla formazione, istruzione e università Alessia Rosalen ha detto che l'amministrazione regionale crede nel plurilinguismo che la rende unica a livello nazionale, costituendo valore determinante della sua autonomia e della sua specialità. Intanto la seconda fase del progetto, che dovrebbe prendere avvio fra la fine del 2022 e l'inizio del prossimo anno, prevede la formazione dei primi certificatori.